avete l'occasione della città, capitale della cultura, porca miseria. Si è sprecata, Matteo. Si sta sprecando Si la è cosa. sprecata. Secondo lei cosa si poteva fare? Roberta. Allora, visto che io sono di Agrigento, io sono stata felice quando Agrigento il 31 marzo del 2023 ha vinto il titolo di capitale della cultura, grandi aspettative, significava far crescere l'intero territorio della provincia di Agrigento. Purtroppo oggi abbiamo visto che nel programma di Agrigento capitale della cultura sono stati inseriti delle feste che già c'erano. La Sagra del Mandorlo si fa da 77 anni, quindi nessuna novità, non ci sono eventi di valore che possono portare comunque le persone dall'estero o delle altre regioni italiane a visitare Agrigento. Agrigento fino ad oggi, l'abbiamo visto anche con la Sagra del Mandorlo, ha avuto sempre un turismo tocca e fuga. Vengono, guardano la sagra, ritornano a casa, vengono i siciliani stessi. Quindi questa opportunità è stata totalmente sprecata. I fallimenti sono due: è dell'amministrazione comunale, che non ha dotato con la programmazione adeguata in tempi utili la città delle strade necessarie, perché abbiamo visto in questi giorni che è chiusa la via Crone, che la città sta sprofondando perché c'è una perdita idrica, si perde il 60% di acqua per strada, ma questa cosa fa? Distrugge anche le strade perché ci sono le perdite interne. L'altro fallimento l'ha fatto Schifani, perché Matteo, tu devi sapere che Schifani ha visto l'andazzo negativo dell'amministrazione su Agrigento Capitale della Cultura, li ha commissariati. Quindi si è preso in mano la situazione per non fare altrettanto nulla. Quindi Schifani ha dichiarato: se Agrigento perde questa opportunità, io mi prendo le responsabilità, perde l'intera Sicilia. Oggi ha perso Schifani, ha perso l'intera Sicilia, a breve saremo ad aprile. Io di eventi importanti che hanno visto queste città crescere non ne vedo e non penso sono una cieca, perché la città la vivo, facevo parte di questa amministrazione, mi ero complimentata col sindaco perché, ad onor del vero, se uno raggiunge un buon risultato sono la prima a complimentarmi, ma purtroppo hanno fatto un grave danno d'immagine. A questo punto, a mio avviso, era meglio non partecipare, perché Agrigento è una pubblicità che adesso ci riconosce tutta l'Italia e l'estero. Siamo diventati gli zimbelli d'Italia, tra gli strafalcioni, tra i tombini, tra l'estero e nei titoli dei principali quotidiani negativamente. Un'altra cosa, Matteo, una delle guide più autorevoli del mondo, parlo di guide turistiche, ha sconsigliato come meta Agrigento. È un fallimento, il presidente ha perso, questa amministrazione ha perso e mi duole dirlo, perché la prima sarei stata io felice che questa città spiccasse il volo, e la rabbia più grande è che il potenziale che ha questa provincia, che ha questa terra, difficilmente ce l'hanno le altre regioni. Concludo ricordando le parole del mio caro presidente Mattarella quando è venuto ad Agrigento: cultura non è vivere solo di ciò che ci hanno lasciato nel passato, cultura è sapersi proiettare nel presente ma anche nel futuro, e purtroppo questa amministrazione e il presidente della regione ha dimostrato di non saper vivere, far vivere bene ai siciliani il presente e non si stanno proiettando per il futuro. Quindi il fallimento totale. Questa terra ha bisogno di persone capaci, tecniche, che lavorano e che siano in grado di fare dei programmi che siano visibili e non siano soltanto fumo negli occhi.